Ricorsi 67 e 68 2014. Presidente del Consiglio dei Ministri contro Regione Veneto. Avvocato dello Stato Giampaolo Polizzi. Per Regione Veneto avvocati Ezio Zanon, Mario Bertolissi, Luigi Manzi, Ivone Cacciavillani. Per Indipendenza Veneta, interveniente ad opponendum, avvocato Alessio Morosin, ricorso 68-2014. L'avvocato Morosin. Sono io, Presidente. Buongiorno a lei, buongiorno ai giudici. Parlare con sì, grazie. Di questo sodalizio. Indipendenza Veneta. Sì, grazie. Allora illustri le ragioni per le quali ritiene che sia ammissibile l'intervento di questo sodalizio. Allora, signor Presidente, signori giudici, io sarò breve come avevo assicurato all'organizzazione di questo collegio e mi rendo conto, come diceva De Gasperi il 10 agosto 1946, che tutto mi è ostile tranne la vostra cortesia. E quindi, avendo ben compreso che il tema che devo trattare si pone nel merito sicuramente in termini estremamente problematici, ma addirittura è ostacolato in ordine alla dispiegata azione di intervento che io ho svolto, necessariamente mi richiamo agli argomenti già prospettati nell'atto di intervento ad opponendum. Rilevando che cosa in particolare? Devo premettere che stamattina abbiamo avuto con il collegio degli altri difensori una sorpresa, perché abbiamo preso atto di una memoria dell'Avvocatura dello Stato che mi ha un po' imbarazzato, ma questo tocca non soltanto la fase di merito, tocca anche la fase relativa alla legittimazione, perché io vorrei essere interlocutore con voi in tema di libertà e di democrazia, e quando mi si scrive la storia dei nostri giorni dovrebbe insegnare quanto sia rischioso animare iniziative separatiste che nascono come movimenti di opinioni e finiscono con scontri violenti. Io non mi ci vedo rappresentato. La mia formazione sociale, che è una formazione politica trasversale, si ispira ed è fondata sull'articolo 2 della Costituzione. Quella Costituzione che dice appunto all'articolo 2 che la Repubblica riconosce i diritti fondamentali dell'individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali. Quindi questo attacco, questo modo di porsi in contraddittorio da parte dell'Avvocatura dello Stato mi pare una grave stonatura. Vorrei dire, se mi è consentito, sarà inelegante, quasi offensivo per chi vi parla. Noi siamo ispirati alle regole della democrazia, del diritto e del contraddittorio, perché è il dialogo che apre al futuro ed è la chiusura che ci porta al passato e agli scontri. È impensabile leggere ancora il periodo successivo che fintanto che il movimento separatista rimane corrente di pensiero, questa è libertà di opinione. Quando esso diventa chiamata alle urne si trasforma inevitabilmente in uno strumento di lotta. Come che la chiamata alle urne, alla democrazia, all'esercizio della massima manifestazione libera del pensiero fosse un pericolo per la collettività. Orbene, signori giudici, signor Presidente, e conosco ciascuno di voi nella sua grande professionalità e nella grande saggezza, io credo che questo sia oggi un pronunciamento che voi andrete a fare di grande rilevanza, innanzitutto sulla scelta in ordine all'ammissibilità, ed è su questa che mi voglio concentrare. Perché in tema di formazioni sociali la libertà di parola sicuramente è un esercizio di un diritto naturale che è incoercibile ed è espressione di un diritto politico inviolabile e l'adempimento, anche se mi consentite, di un dovere civico inderogabile. La legittimazione all'intervento. Che cos'è questa formazione sociale che ha un nome che può irritare perfino, soprattutto se non è compresa, soprattutto se si sente il territorio dal quale io vengo e al popolo al quale appartengo come una realtà marginale. Io non appartengo al nord-est, sono al centro di una realtà che è vissuta indipendente e sovrana per 1100 anni, che ha una sua forte identità fondata sui valori e non sulla contrapposizione, che vede la chiamata alle urne come un'espressione di democrazia sempre, anzi
soprattutto nei momenti difficili come questi, nei momenti particolarmente difficili, dove nei palazzi spesso non si sente quello che accade nei territori lontani. E quindi voglio ricordare a voi le ragioni per le quali mi sia consentito, con animo molto accorato e con passione anche, ma con grande rispetto, io ho ritenuto di dispiegare nell'interesse di questo movimento Formazione Sociale questo atto di intervento per poter dire nel merito qual è l'opinione e qual è il nostro pensiero. Ve l'abbiamo allegati come documenti, in particolare il documento 1, le finalità, i metodi, i principi di questa formazione sociale, i principi della legalità, il metodo democratico, la libertà e il rispetto delle opinioni di tutti. Questo è il modo che noi riteniamo sia importante, fondamentale per tutti e anche per la Corte nel momento in cui deve decidere in una situazione, di una proposta che è diventata legge, che è partita dal nostro movimento. Abbiamo l'orgoglio e l'onore di aver lanciato questa iniziativa, che ha coinvolto quasi 200 amministrazioni comunali del Veneto, che ha raccolto l'adesione di 4 province che rappresentano oltre i 3/5 dei cittadini del Veneto. Non un'azione di piazza, un'azione per via istituzionale, perché la libertà deve muoversi secondo regole precise e non in modo anarchico. E noi miriamo un cambiamento che è radicale, ma non è qui che io vengo a difendere l'obiettivo dell'indipendenza di cui il mio movimento ne fa una ragione sociale, la mia associazione ne fa una ragione sociale. Abbiamo fatto un passo indietro, siamo qui a difendere il diritto di libertà e di esprimerci su questo tema, che è un atto di democrazia che nell'articolo 21, come voi mi insegnate, è scolpito a caratteri cubitali. Parliamo di diritti inviolabili, guai a chiudere la porta di fronte a chi rivendica l'esercizio di diritti inviolabili. E questa è una delle ragioni per le quali, ripeto, riteniamo di avere titolo di poter entrare anche nel merito della questione. La legge è frutto di una nostra iniziativa, è un atto popolare, vorrei dire di forza democratica, non altrimenti leggibile, perché noi vogliamo far valere la democrazia ed il diritto. E quindi, brevemente, perché voglio stare nei tempi prospettati, mi permetto di richiamare a voi una saggia grande decisione che è avvenuta il 20 ottobre 1998 dalla Corte Suprema del Canada. Testualmente: il buon funzionamento della democrazia esige un processo permanente di discussione perché nessuno ha il monopolio della verità. Quella Corte era investita di una questione analoga a quella che oggi voi siete chiamati a decidere. So che abbiamo alzato l'asticella al doppio della misura sulla quale una Corte come questa è chiamata a pronunciarsi, ma i tempi lo esigono e la libertà e la democrazia è un valore che viene prima dell'unità e indivisibilità, che peraltro non vogliamo compromessa, perché tutto nel confronto permanente, come dice la Corte Suprema, tra le parti, nella discussione, non nella chiusura. Guai se la chiamata alle urne dovesse diventare una ragione di pericolo. La chiamata alle urne è una ragione che ci libera tutti dalla schiavitù che abbiamo e di cui siamo in qualche modo condizionati. Io parlo come cittadino, non voglio parlare in altra veste, come cittadino che rappresenta una formazione sociale, quella formazione sociale che, ripeto, ha promosso tutta questa iniziativa e che non è intenzionata affatto a demordere, perché la democrazia non la si può fermare né con le mani né con sentenze. Come diceva, chiedo scusa all'autorevole presidente di questa Corte, che si chiamava Livio Paladin, che è stato il mio professore, che mi ha fatto innamorare del diritto costituzionale, magari l'avrebbe pensata diversamente oggi questa questione, ma disse un giorno, trattando delle questioni della secessione in Veneto, del federalismo, disse, dopo averci riflettuto, una domanda precisa: nulla nel mondo della storia nel mondo del diritto è contrario alle vicende della storia. Nulla nel mondo del diritto, perché è la storia che decide qual è il diritto, non il diritto che decide qual è la storia. Grazie. Grazie a lei. Avvocato